Gli alpini, esempio per l'Italia. Sarà questo il motto dell'87esima adunata nazionale degli alpini. In una Pordenone già invasa dalle penne nere, in un tripudio di tricolori, è stata ufficialmente presentata la 3 giorni del 9, 10 e 11 maggio. 80.000 i partecipanti allo sfilamento previsti, fra 400 e 500.000 le presenze complessive stimate. Tra loro forse anche uno spettatore speciale, Matteo Renzi. All'indomani della visita al Vinitaly di Verona, ecco l'invito al Premier a tornare a Nord-Est, affinché veda con i suoi occhi l'Italia operosa, certo, ma anche solidale. E se di questo paese il Veneto è la colonna che regge produzione e fiscalità, come ha detto il Presidente del Consiglio, il Friuli Venezia Giulia può essere il tetto che dà protezione a quanti hanno bisogno, come insegnò la Costituzione della Protezione Civile dopo il terremoto del 76. L'Italia, con le sue differenze, con le sue sfaccettature, con le sue esigenze locali, però è e rimane l'Italia, la nostra patria. Una grande casa comune dunque, ma nel rispetto delle specificità. Sono d'accordo con quanti anche nel Veneto questo lo reclamano, ci sia lo stesso trattamento. Tutti devono essere considerati figli e non figliastri. Proprio dalla terra veneta rimbalzano però all'evento friulano gli echi delle spinte indipendentiste. Noi non solo non le sottovalutiamo, ma credo anche che sia arrivato il momento di fare i conti con alcune differenze essenziali che alcuni territori chiedono. Il Veneto è uno di questi e credo che il Presidente Renzi abbia ben presente il territorio del Nord. E dal capo del governo l'ANA rilancerà la riproposizione della mininaia proprio da qui. Pordenone è una città di alpini, anche se non ha presenti i reparti alpini. Pordenone dunque aspetta Renzi e l'SMS del Premier inviato alla governatrice Serracchiani in risposta all'invito di Favero sembra promettente. Ora vediamo, ha scritto.